Ripercorriamo brevemente la vicenda biografica di Lorenzo, che sicuramente abbiamo già ascoltato altre volte, ma che secondo me ci fa bene riascoltare. Era il 6 agosto del 258 quando Papa Sisto II e i 7 diaconi di Roma vengono arrestati. L'imperatore Valeriano infatti aveva emanato un decreto che comminava la condanna a morte per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi. E in quel giorno Papa Sisto II e 6 dei 7 diaconi vengono uccisi mediante decapitazione. Si salva uno dei 7 diaconi, il protodiacono, il primo dei diaconi, Lorenzo. I diaconi avevano l'incarico di amministrare i beni della Chiesa e con il ricavato aiutare i bisognosi. Viene risparmiato perché? Perché il prefetto di Roma gli fa dire: avrai salva la vita se mi consegnerai tutti i beni della Chiesa di Roma. E Lorenzo chiede 3 giorni di tempo per effettuare questa consegna. Ricordo, l'arresto avviene il 6 di agosto. Il 7, l'8 e il 9, che cosa fa Lorenzo? Vende tutti i beni della Chiesa e distribuisce il ricavato ai poveri, ai bisognosi, agli orfani, alle vedove. Il 10 di agosto si presenta al prefetto dell'Urbe, al prefetto di Roma, con tutti i bisognosi della diocesi di Roma e gli dice: questi sono i tesori della Chiesa. Al prefetto gli parte l'embolo perché si sente preso in giro. Non credo questa fosse l'intenzione di Lorenzo e ne ordina la condanna a morte, che secondo Ambrogio e altri autori ecclesiastici avviene in questo modo: il corpo di Lorenzo viene costretto ad una graticola posta su carboni ardenti, quindi muore bruciato vivo. Oggi qualcuno dubita di questa modalità dell'esecuzione della condanna a morte, preferendo l'ipotesi della decapitazione. In ogni caso, il 10 agosto Lorenzo muore e il suo culto rapidamente si diffonde per tutto il mondo cristiano. Si narra poi che durante l'esecuzione della pena capitale qualcuno abbia raccolto il sangue di Lorenzo, sangue che attualmente si trova a Damaseno, in una delle diocesi del Lazio, e ogni anno, la cosa è poco nota, ogni anno, ma ho chiesto la conferma recentemente al vescovo del luogo, ogni anno, presente il vescovo, quindi il 10 di agosto, scuotendo l'ampolla, il sangue si liquefa, in qualche modo come avviene a Napoli per San Gennaro, ogni anno il 10 di agosto a Damaseno. Questa notte poi, lo sapete bene, è la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Secondo una suggestiva tradizione, chi guardando una stella che cade esprime un desiderio, vedrà quel desiderio compiersi, realizzarsi. E proprio riferita alla notte di San Lorenzo è l'ultima strofa di una commovente poesia di Giovanni Pascoli, intitolata appunto 10 agosto, che dice così: e tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Il cielo è Dio, l'atomo opaco del male
è la terra devastata dal male compiuto dagli uomini e il pianto di stelle è la sofferenza di Dio per questo male perpetrato dagli uomini e che non faceva parte del progetto originario di Dio, chiaramente, ma c'è la libertà, il mistero della libertà dell'uomo. Mi piace questo Dio che prova emozioni. Il Dio biblico, Primo e Secondo Testamento, non è un Dio apatico, non è il Dio freddo dei filosofi, il primo motore immobile di Aristotele, il grande architetto. È un Dio che prova emozioni, in questo caso prova sofferenza, perché Dio vuole che l'uomo sia libero, felice, e quindi soffre tutte le volte che l'uomo percorre strade che illudono di libertà, di felicità, e invece producono morte, producono schiavitù, producono infelicità, odiare, uccidere, farsi guerra, ingannare, rubare, sopraffare, approfittare, devastare. Ecco, oggi San Lorenzo, davvero discepolo di Cristo, che ha detto, lo avete ascoltato, se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, se invece muore produce molto frutto, chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ecco, Lorenzo, davvero discepolo di Cristo, ci insegna l'unica via che porta alla felicità vera e duratura. E questa via è amare. Amare, non ce n'è un'altra. Le altre vie illudono, promettono, ma non mantengono. E amare in senso cristiano non è innanzitutto emozionarsi. Amare in senso cristiano è innanzitutto aiutare l'altro a scoprire e a realizzare il suo vero bene. È innanzitutto aiutare l'altro soccorrendolo nel suo bisogno materiale o spirituale, immigrati, persone che cercano il lavoro e non lo trovano, l'hanno perso, hanno una famiglia da mantenere, pensionati che vivono con pensioni da fame. E poi ci sono le povertà spirituali, quanta solitudine nelle nostre città, nei nostri paesi, persone che abbisognano non tanto di aiuti materiali quanto di un ascolto, di un sorriso, di una parola buona, di un abbraccio. Amare in senso cristiano è aiutare l'altro a pensare in grande, a volare lontano. Amare in senso cristiano è innanzitutto aiutare l'altro a diventare il meglio che può diventare. Amare in senso cristiano è innanzitutto dare la propria vita perché altri abbia vita. Chi ama realizza la propria identità. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. Chi ama fa esperienza di felicità. È felice soltanto chi rende felici gli altri. Chi ama vive una vita vera, buona, bella, riuscita, una vita di una qualità a tal punto indistruttibile da superare la barriera della morte. Ecco, cari fratelli e sorelle, che San Lorenzo ci aiuti a praticare il comandamento di Gesù, il suo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E saremo felici, felici qua sulla terra, felici in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen.
Qual è il segreto della santità di Chiara? Francesco risponderebbe: secretum meum mihi, il mio segreto è per me. Sono certo però che Chiara mi perdona se cercherò di balbettare qualcosa su questo tema. Facendo due premesse. La prima premessa è che il santo cristiano non è l'eroe della Grecia classica. L'eroe della Grecia classica è uno che si fa da sé a colpi di sforzi notevoli. Il suo verbo è fare. Il santo cristiano ha come verbo guida della sua esistenza ricevere. La santità cristiana non è innanzitutto conquista, è accoglienza. E la seconda premessa è che se tutti i santi rassomigliano a Cristo, nessun santo rassomiglia all'altro. Non ci sono santi fotocopie. Ognuno ha la sua storia. E guardando alla storia di Chiara, tra le tante cose che mi colpiscono, è pensare alla forza, alla determinazione di questa donna del Medioevo, che lasciandosi guidare dallo Spirito compie delle scelte molto forti e le porta con la grazia di Dio a compimento. Vi resta fedele fino alla fine. Due esempi. Il primo è quello della fuga dalla casa paterna, nottetempo, per andare a Santa Maria degli Angeli sotto la protezione di Francesco e dei suoi frati. Una scelta che poi la vedrà fedele quando i suoi parenti faranno forti pressione perché ritorni a casa e si sposi, lei, bella, nobile, ricca. Questa fuga, lo sapete bene, fu preceduta da alcuni incontri segreti tra Chiara e Francesco. E secondo la testimonianza di Bona di Guelfuccio, in quei colloqui del tutto riservati, Francesco, parole testuali, sempre le predicava che si convertisse a Gesù Cristo. Non alla povertà, non ai poveri, a Gesù Cristo. Del resto Francesco non sceglie di agire per i poveri. Francesco sceglie di farsi povero. Non tanto di vivere per i poveri, ma con i poveri e come i poveri. Scelta decisamente più radicale. Questa scelta di Francesco ha una ragione cristologica. Il modello è Cristo, che, leggiamo in Seconda Corinzi, da ricco che era, si è fatto povero per farci diventare ricchi con la sua povertà. E ancora, in Filippesi 2, Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo.
Molti anni più tardi, scrivendo ad Agnese di Praga, Chiara dichiarerà: quando venne nel grembo virginale, Gesù volle apparire nel mondo disprezzato, bisognoso e povero. E inviterà la principessa ceca a seguire il maestro di Nazareth, facendosi lei stessa per lui spregevole in questo mondo. E nel suo testamento lascerà scritto che Francesco, considerando che lei e le sue prime compagne non avevano rifiutato nessuna indigenza, povertà, fatica, tribolazione o ignominia e disprezzo del mondo, molto se ne rallegrò nel Signore. E poi c'è un secondo esempio di determinatezza di Chiara, e cioè la scelta della povertà totale e radicale, scelta che difese fino agli ultimi giorni della sua vita. Il 9 di agosto il Papa firma la bolla con cui riconosce questo specifico carisma. Il 10 viene portata a Chiara una copia di questa bolla, da lei tanto desiderata, era la conferma della Chiesa, del suo carisma, e la bacia teneramente. L'11 Chiara muore. Qual è il segreto della santità di Chiara? L'amore per i poveri? L'amore per i poveri è una conseguenza del suo amore per Cristo Gesù, povero e umile, ospite e pellegrino. Ma occorre andare ancora più a monte. Che cosa c'è all'origine dell'amore di Chiara per Gesù povero ed umile? Amore di Chiara che è stato un amore folle per Cristo Gesù povero e umile, ospite e pellegrino. Che cosa c'è all'origine? La certezza dell'amore di Gesù per lei, per Chiara, e l'intuizione che l'unico modo per ringraziare Gesù di questo amore per lei era amare allo stesso modo, e cioè in modo folle, i poveri. Quindi il segreto della santità di Chiara, secondo me, non è innanzitutto l'amore di Chiara per Gesù, ma è l'amore di Gesù per Chiara. La certezza da parte di Chiara di questo amore. Del resto, Giovanni nella sua prima lettera cosa dice? Noi amiamo perché Lui ci ha amato per primi. Ecco, alla luce di quanto detto, ciascuno di noi oggi si domandi a che punto è il mio cammino di sequela a Cristo Gesù. Amen.